Complimenti agrigentini e riconoscimenti prestigiosi. I fratelli Caterina e Nicola Barberi hanno vinto il campionato regionale di danza che si è svolto a Catania. Orgogliosi sono i loro istruttori, Fernando Cinquemani e Simona Vita, della scuola di danza Luna Rossa. Una coppia agrigentina, Caterina e Nicola Barberi, hanno vinto il campionato regionale a Catania di danza. Nicola Barberi, è stata innanzitutto un'esperienza entusiasmante. Sì, veramente, è stata un'esperienza che abbiamo accettato di realizzare con i nostri maestri di ballo Fernando Cinquemani e Simona Vita. È un'esperienza veramente che ci ha formato, è stata molto formativa e abbiamo vinto questo primo posto che non ce l'aspettavamo, ce l'abbiamo messa tutta e con il nostro impegno ci hanno sostenuto soprattutto i maestri ma anche i genitori, perché senza di loro non potevamo fare questa esperienza. Siamo veramente contenti e speriamo che questo non è un punto di arrivo ma di inizio. Caterina Barberi, tra le mani il trofeo che hai vinto insieme a Nicola Barberi. Anche per te è stata un'esperienza entusiasmante sotto il profilo umano, ma anche ovviamente professionale. Soprattutto è stata una bella esperienza, anche se non è la prima gara che facciamo insieme, però diciamo che così dal punto di vista anche del curriculum, se possiamo dire così, della nostra coppia è molto importante perché è un campionato regionale. È stata un'esperienza formativa e sarà un punto di partenza nuovo per noi per andare a fare altre gare di maggior valore. Il campionato regionale di danza che si è svolto a Catania, voi siete stati impegnati in quale tipo di danza? Quali esibizioni sono state da parte vostra eseguite? Sì, noi abbiamo partecipato alle gare di coppia, standard nella categoria B3 e abbiamo vinto il primo posto. Più in particolare, che genere di danza è? Una danza moderna oppure sono vari balli abbinati, tango, valzer? Esattamente questo. Le danze standard comprendono il tango, valzer viennese, quick step e anche lo slow fox. Qual è il vostro cavallo di battaglia in conclusione? Secondo me, se posso dirlo, secondo me il nostro cavallo di battaglia è il valzer lento. Sì, concordo. Sì. Pertanto Caterina e Nicola Barberi hanno vinto il campionato regionale di danza a Catania. Conosciamo i loro istruttori, i loro insegnanti. Fernando Cinquemani della scuola Luna Rossa, un risultato che vi gratifica soprattutto sotto il profilo professionale. Sì, ci gratifica tantissimo perché questi bambini li abbiamo visti crescere e continuiamo tutt'oggi a seguirli come se fossero i nostri figli, tra virgolette, perché ci danno delle soddisfazioni che ci gratificano veramente tanto. Siamo orgogliosi di loro e dei risultati che conquistano giorno dopo giorno con tanti sudori e tanti sacrifici anche da parte dei genitori e di tutto lo staff che li segue. L'istruttrice Simona Vita, anche lei della scuola Luna Rossa. Sì, effettivamente è stato un bellissimo traguardo che i nostri ragazzi hanno raggiunto assieme naturalmente alle famiglie e a tutti coloro i quali ci supportano, perché chiaramente dietro una vittoria che può sembrare semplice all'esibizione di una coppa e naturalmente dietro c'è tantissimo lavoro e io volevo in primis ringraziare le famiglie per la fiducia che ci hanno naturalmente dato sin dall'inizio in maniera incondizionata e naturalmente i ragazzi per la perseveranza, augurandoci che tutto ciò possa sempre essere all'insegna dell'ad maiora, perché non si arriva naturalmente mai ad un punto di arrivo definitivo. Quindi un in bocca al lupo ai nostri ragazzi e speriamo che continuino comunque a darci ulteriori soddisfazioni a noi, a tutta la scuola di ballo Luna Rossa di Agrigento e anche alle loro famiglie.